Si chiede la tempestiva adozione di tutti i provvedimenti urgenti a tutela della salute della popolazione, volti alla rimozione della fonte della contaminazione. Con queste parole, il direttore generale Domenico Mantoan dell'area sanità e sociale della Regione Veneto concludeva la relazione in tema di PFAS della commissione tecnica istituita ad hoc, datata 17 novembre 2016. Da allora sono trascorsi 6 mesi, non è stato fatto ancora niente. Eppure, nella stessa relazione che analizzava la salute dei residenti nella zona rossa, sono sottolineati inquietanti incrementi della mortalità relativi a specifiche patologie dell'ordine medio di circa il 20%. Per arrivare a queste conclusioni loro hanno analizzato soltanto la correlazione tra acqua contaminata da PFAS e malattie, ma lo scrivono nero su bianco che non hanno analizzato gli alimenti e nemmeno l'atmosfera, quindi l'aria che queste persone hanno respirato. Alla luce della diffusione dei PFAS anche per via aerea, sia pure autorizzata almeno in passato dalla stessa Regione Veneto, ora è estremamente urgente fare chiarezza e prendere provvedimenti adeguati. Lo scrivono anche loro della Regione Veneto che bisogna fare delle analisi anche sull'aria che abbiamo respirato o che tuttora stiamo respirando. Cosa stiamo aspettando? Il pensiero va alle mamme allarmate che abbiamo sentito nei giorni scorsi, a cui è più che mai necessario dare risposte, nell'interesse di tutti. Noi abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. A questo punto l'unica cosa che potrebbe veramente cambiare le sorti di questa vicenda e non farla durare in eterno è la mobilitazione popolare. Le mamme, mano a mano che ricevono i risultati del sangue dei figli, si devono unire e devono far sentire la loro voce alle istituzioni.